Dico che questo evento della beatificazione di Giovanni Paolo I viene in un tempo un po' che ci ha scosso, ci ha messi alla prova, e vedo che questa davvero è una beatitudine che riceviamo, un dono davvero che ci incoraggia e ci dà fiducia. Un segnale di speranza in un momento travagliato, così il vescovo di Belluno Feltre guarda alle celebrazioni per la beatificazione di Papa Albino Luciani nelle ore in cui la Santa Sede ha comunicato il programma definitivo. Si parte sabato sera 3 settembre con una veglia di preghiera nella Basilica Romana di San Giovanni in Laterano, il giorno dopo l'evento clou in piazza San Pietro con il rito presieduto da Papa Francesco. La petizione per la beatificazione sarà letta davanti al pontefice e ai fedeli proprio da Monsignor Marangoni. Mi emoziona il trovarmi qui nella sua diocesi dove è nato, dove ha operato, è stato ordinato prete, poi qui chiamato ad essere vescovo della diocesi di Vittorio Veneto. Quindi sento che c'è qualcosa che ci accomuna, che attrae, che devo ancora ben elaborare dentro di me. A una settimana dalla beatificazione, la messa di ringraziamento da Roma al cuore dell'Agordino. Domenica 11 facciamo una celebrazione solenne di ringraziamento, celebrandola insieme la prima volta la messa al Beato a Canale d'Agordo in piazza assieme alla diocesi di Vittorio Veneto e al Patriarcato di Venezia. Sarà presieduta dal Patriarca Francesco. Un evento di fede e di territorio, sottolinea Marangoni, per un personaggio che resta unico quanto amato in tutto il mondo. Penso che questo coinvolgimento sia segno proprio molto bello, anzi una manifestazione di quello che la Chiesa ha voluto, cioè riconoscere la sua santità di vita.